sul palco il dottor Benzo. Usciù Benzo! No, le un amico da lei. Che femo un bel applauso, ma come lo presentiamo per quelli 4 che non lo conoscessano, Silvia? Allora, volevo mia come sta ben? Che biglietto da visita che ti faccio? Queste sono le sue pazienti. È un attore regista e voleva presentarci una poesia, prego. Il mio? Grazie. Più di microfono, non mi sente più nessuno. Grazie. Si sente? Sì. Dunque, questa poesia ha quasi un secolo, per l'esattezza 97 anni. Sembra scritta ieri, anzi forse quasi oggi, stamattina. Anche perché chi l'ha scritta è uno dei più grandi poeti mondiali del Novecento e non a caso nel 1975 vinse il Nobel. Eugenio Montale. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. No, non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Grazie Benzo. E immagino ti mode, mica ti ho fatto tutte Benzo, immagina a tuo paziente. Anche per lei che sai la responsabilità di giudicare i 20 concorrenti in gara.